salve. Bene, terzo giorno e risuscitò. Diciamo addio ai miei bellissimi capelli ricci, che adesso quando li lego non saranno più così. Sono piattini. Siamo davanti alla chiesa di Marano. Adesso stiamo facendo colazio e dopo via, che sono già le 8. Sono arrivate le nuvolette che ci accompagnano. Grazie mille, buon cammino. Il nome? Aldo. Aldo, piacere. Parco Rossi. Via degli Operai. Via Crucis. Sì. Dai, un passettino alla volta. Sì, che belle le colonne finte. Mhm. Arrivate a Piovene Rocchette. Insieme alle cavallette. Qui insieme alle cavallette, sì. Questa è la nostra panchina per le prossime 3 ore. Siamo nel parco di Piovene Rocchette, che è una città meravigliosa, piccolina, ma con un sacco di cose storiche interessanti. Proprio. Signori, abbiamo fatto 13,83 km, ne mancano 6. Ciao panchina. Ciao signora che fa capolino, che ci ha controllate fino adesso. Ci
stiamo spostando nel parchetto con le giostrine per andare sulle giostrine. Tutto perché dobbiamo aspettare. Siamo state troppo veloci stamattina. Dobbiamo andare più lenti. Esatto, potevamo dormire di più, andare più lente, soffrire, fare colazione con calma. Invece no, siamo state schegge e adesso ci mancano tipo 4-5 km per arrivare a Velodastico. Ce li facciamo in un'oretta. E sono le 2, quindi le facciamo in un'ora. Arriviamo alle 3, piantiamo la tenda, quindi stiamo killando un po' il tempo. La nostra casetta numero 2. No, più di palati qui. Sì. Adesso vado a giocare sulla giraffa appena la bambina scende. Abbiamo ritrovato il cammino. Adesso andiamo sul tragitto di un'ex ferrovia. Questo è a senso unico? Sì. Gentilissima. Buona scarpina. Grazie. Dove che andate? A Velodastico adesso e poi domani andiamo fino a Tonezza. Sì, del Simone. Bene, bravi. Fare il cammino Fogazzaro. Eh no? sì, Esattamente, esatto. È bello. Sì, proprio. È proprio bello. Bene, allora vi serve. Grazie mille, grazie. Oh, nessuno mi ha regalato un Il quadrifoglio. Grazie. Adesso questo dobbiamo metterlo insieme ai fiorellini. Sembra molto carino il percorso che è in mezzo al boschetto. Eccolo qua. Oh! Che figata! Località Rocchette. Hanno fatto una mini locomotiva con dei mini vagoni. Dai, io starei qua tutto il giorno. Di essere su un mega sottotetto. Ci sono un sacco di piccole gallerie, tipo quella che ci siamo appena lasciati alle spalle. Qui davanti ce n'è un'altra. È tenuto, no? Bene, meglio. Cioè è fatto organizzato veramente benissimo con le panchine, i cestini, una bella vista, coperta dagli alberi. Però dai. Allora Ilaria, cosa hai detto di questo castello che si trova sopra questa montagna? Allora, il castello di Mela è una fortezza per la resistenza. Il castello di? Meda. E è un cucuzzolo piccolino, ma sotto ci sono scavate diverse gallerie con diverse postazioni per la resistenza durante la prima guerra mondiale. E cosa c'entra la strappa e spedizione? È solo scritto, non ho letto tutto. Ah, bocciata! Io sono andata su col drone, ma il drone come al solito mi ha lasciato a piedi. Cioè non si sta comportando bene stavolta. Fontanella. Abbiamo fatto tutto questo. Siamo arrivati a Velodastico, dove dormiremo questa notte, nella casa dell'ex ferrovia, che è praticamente qua da qualche parte. Adesso la troviamo, forse è quella, non lo so. E domani proseguiamo di nuovo su questa ferrovia ex fino a che non arriviamo ad Arsiero, e poi ci aspetta la salita per andare a Tonezza.
Qui è dove dormiamo stanotte. Qui è dove siamo arrivati. Qui è dove andiamo adesso, in cerca di cibo. E poi qua come continua il cammino domani. Allora, noi siamo qui beate che stiamo camminando verso Velodastico. Si ferma un pandino verde e ci fa: state facendo il cammino Fogazzaro Roy? E noi sì. E lui: dove dormite? E noi in realtà non sappiamo ancora. E lui: vi invito io, venite nella villa. E ok. E quindi adesso stiamo andando a scoprire questa villa. Cos'è che ha detto? Ospitarci. Sì! Villa Velo. Villa Velo. Vediamo. Mi va bene anche perché l'altro della tenda non mi risponde. Continuo a mandargli messaggi e non mi risponde. E da lui avremmo dovuto dormire in tenda e ci ospitava e ci dava praticamente l'uso della doccia. Noi abbiamo visto che c'è un'opzione B, ovvero piantare la tenda lì sotto che ci sono degli alberi e c'è una fontanella vicino, quindi possiamo farci le spugnature con la fontanella. Però se siamo in una stanza anche stanotte non mi dispiace questa cosa. Lì ci sono le poste e là c'è una stradina che va su. Ce l'ho aperto una volta. E te volevi sederti? E invece no, siamo venuti a vedere il panorama. Madonna, che bello! Sì, un rapace comunque. Meraviglioso. Una sorpresa dietro l'altra. Mega consigliato.